No, sono venuto. Tanto tempo alla 60 che No, ho cambiato non ci mi sento meno e mi guarda No, Dai, passetto una volta. adesso metto questa riga adesso Mi dispiace. mi piace anche a me di nuovo di vederti. Hai fatto la messa? Sì. Ciao. Era che io mi raccomando di dire congregazione. Titolare 7, dopo si qui c'è quando ero bambino, sono zona fondamenta qua mi sono questi ibridanti. Così che c'è una Madonnina? Ah, non so. Una del campiere. Questo ti sei ti? Questo sono mica. Questo sei io? Con fiade e capelli anche Gianni. Qua barba e dopo segna Questo col qua è Gianni. patriarca. No. Sì, È perché io caro. ti ho mostrato Luigi, ma io no, non sei. Sì, ma era mica deficiente. In questo momento è normale. Questo bel momento che quest'anno ci vede anche insieme diversi sacerdoti della collaborazione pastorale. Abbiamo con il Cenacolo pensato di vivere questo momento tutti insieme a conclusione di questo mese di maggio in questo campo che tradizionalmente vede riunita soprattutto la zona qui di San Felice. Ma mi sentite, no? Sì. Allora, dai. Allora, di fronte a questo capitello dove sappiamo che tante donne sono venute anche durante la guerra a pregare che i loro mariti tornassero a casa sani e salvi, quindi mi hanno chiesto di fare un momento di riflessione sulla Madonna. Non c'è molto da dire sulla Madonna, è già tanto bello essere qui di fronte a lei e che la gente abbia voluto che ci fosse un capitello qui che dicesse che Maria è vicina a tutti noi. Nella lettura che Papa Francesco ha scelto per la nuova memoria di Maria, Madre della Chiesa, ormai San Paolo VI, tra poco, diceva Maria ci è vicina. Maria ci è vicina e Maria è una figura fondamentale per la Chiesa, perché insegna a tutti noi a essere Chiesa. Dicevamo prima a Messa che la Chiesa non è una istituzione, ma è una famiglia, e in una famiglia c'è una mamma che ci ricorda che siamo tutti fratelli e sorelle
e che dobbiamo vivere così il nostro essere Chiesa. Sempre più importante, dice anche Papa Francesco, è che la Chiesa riscopra il suo volto femminile, anche se sulla cupola vescovi e preti, lui dice che Maria, anche se non ha mai presieduto il collegio apostolico, era molto più importante degli apostoli, e così è la donna della Chiesa, e così la Chiesa è una madre, ci insegna continuamente a vivere questo mistero di accoglienza in noi della vita, ma anche della disponibilità a questa vita di donarla, come possono fare solo le donne, accogliere in sé la vita e poi donarla. E in questo mistero quindi di Maria noi sempre ci riconosciamo e chiediamo anche, magari in questo mondo così segnato invece solo dall'utile e dal profitto, di insegnare che c'è una via più importante, che è quella del cuore, che è quella dell'amore, che è quella di imparare pian piano anche a metterci da parte, come tante volte le nostre mamme hanno fatto per noi, hanno saputo mettersi da parte per lasciare spazio a noi, per lasciare che noi stessimo bene. Io ho sempre in mente quante volte le mamme lavorano quando ancora i figli dormono. Si alzano prima, preparano tutto, vanno a letto sempre dopo, per cui la donna davvero è colei che custodisce. Ecco, Maria, che è un dono di Dio per tutti noi e per la Chiesa, ci ricorda questa sollecitudine, questo amore, questo vegliare, questo sapere che siamo custoditi da un cuore, non semplicemente da chi sta organizzando, ma da un cuore che ama. E questo sempre più magari lo chiediamo sia anche il cuore della nostra collaborazione pastorale, il nostro essere cenacolo, il nostro essere una collaborazione che non significa solo mettiamoci d'accordo per le cose pratiche, troppo poco essere Chiesa mettendosi d'accordo per le cose pratiche, ma cercare di crescere insieme per essere un cuor solo e un'anima sola, attenti ai bisogni dell'altro, come abbiamo cercato anche di fare quest'anno nelle messe che insieme abbiamo fatto con San Felice e Santi Apostoli, cercando di avere a cuore la sensibilità dell'altro e di venirsi incontro, e se c'è bisogno anche di cambiare per non far soffrire l'altro. In questo campo mi dicono che c'era una famiglia di ebrei che è stata qui di fronte, che è stata custodita e protetta anche dagli abitanti di questa zona. Quindi è stato molto bello questo venirsi incontro e questo volersi bene per quello che siamo, e così la Madonna ci ricorda anche quante volte siamo stati amati e perdonati più di quanto meritavamo, come hanno fatto i nostri genitori e le nostre mamme, anche se siamo un po' discoli, come giocare a calcio qui o farsi il bagno in canale, no Gianni, dov'è? Eccolo qua, con la polizia che vi corre dietro per prendervi, vabbè, tante volte nella nostra vita abbiamo combinato anche le nostre, ma sempre però stava bene, chiaro. Però ecco, siamo poi sempre stati accolti e perdonati. La preghiera di affidamento che abbiamo nel foglietto la facciamo insieme, è una bella preghiera molto anche ampia che ci invita tutti noi a consacrare le nostre famiglie, le nostre vite, il nostro povero paese, che basta aprire la televisione per capire in che stati è messo, e consegnarlo tutto a lei. Tu che sei una madre o Maria, provvedi anche per tutti noi e aiutaci. Sì. E poi anche un ringraziamento a chi custodisce per tutto l'anno, che si immagina. Noi siamo qui oggi, ma c'è Ada qui che custodisce. Facciamo anche un applauso. E da tanti anni custodisce. Adesso è anche preoccupata di dire a chi lascio questa eredità, ma qualcuno ci penserà. Le cose belle durano sempre. Vedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme.
O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, siamo qui come comunità unita nell'amore dinanzi a te, presenza, vita e salvezza, si segno di speranza per il pellegrinaggio riconoscendo la tua missione nella storia e accogliendoti come dono prezioso di Cristo crocifisso, noi ti salutiamo con l'angelo Gabriele. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Ti acclamiamo con Elisabetta. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ti lodiamo con tutte le genti. Beata sei tu Maria, grande cosa Dio ha compiuta in te. Con i cristiani di tutti i tempi ti rivolgiamo l'antica preghiera. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche, noi siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Maria, Madre della Chiesa, porto sicuro cui ogni pellegrino desidera giungere, luogo di rifugio dalle tempeste e di ringraziamento dopo gli scampati pericoli nel vasto mare. Noi ci affidiamo a te, Maria, perché ci insegni la strada per giungere alla felicità perfetta. Noi ci affidiamo a te, Maria, perché ci insegni a confidare nel Signore e nella potenza della preghiera. Noi ci affidiamo a te, Maria, perché il nostro Paese persegua sempre le vie del progresso, della giustizia e della pace. Noi ci affidiamo a te, Maria, perché la nostra comunità ecclesiale italiana e il nostro patriarcato di Venezia cresca nella fede e nell'amore del tuo Figlio. Noi ti affidiamo a te, Maria. Noi ti invochiamo, Regina del Cielo, perché tu ci liberi da ogni male. Liberaci, Maria. Dalla fame e dalla guerra. Liberaci, Maria. Dai peccati contro la vita. Liberaci, Maria. Dalla disgregazione della famiglia. Liberaci, Maria. Dall'odio e dalla violenza. Liberaci, Maria. Dagli scandali nella vita pubblica e privata. Liberaci, Maria. Dal calpestare i comandamenti di Dio. Liberaci, Maria. Da ogni ingiustizia. Liberaci, Maria. Da ogni calamità. Liberaci, Maria. Accogli Nel tuo cuore, rifugio dei peccatori, la nostra preghiera. Si rivede ancora una volta nella storia del mondo la potenza della tua intercessione, che ci porta alla grazia più misericordiosa del Padre, alla potenza redentrice del Figlio, che ci dona la forza dello Spirito Santo. Amen. il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ome dolcissimo, Domine d'amore, tu sei rifugio al peccatore, dai cuori angelici ed armonia. Ave Maria, Ave Maria.
Allora,